Scatman's World. Bene ragazzi, ti raccomando veneziano, siamo a Silverstone, una delle gare che oggi più di tutti sono riuscito a vincere. L'altro anno 2 anni fa non mi ricordo, ma per miracolo quest'anno pioggia battente, poi andrà calando, però sarà durissimo anche perché siamo 20esimi ragazzi, quindi sarà molto dura. Andiamo più. Vai ragazzuoli. E andiamo, Gran Premio di Silverstone. Speriamo di fare qualche punto, ma sarà durissima, poi partiamo male. Piove tanto. Dobbiamo stare molto attenti. Mamma mia, buona partenza. Mi sono evitato i problemi della bagarre con gli ultimissimi. Guarda, faremo sfruttare con la pioggia. Possiamo dire la nostra perché vanno più lenti. Siamo 10 e 8 posizioni recuperate. Mamma che diluvio. Yeah. Cosa è successo? È successo qualcosa? No. Sì, qualcuno è uscito di là. Testa coda. Sta rientrando però. Mamma mia, durissima, sarà durissima sta gara. Devo stare molto attento con i sorpassi, Fioi, molto attento. Che basta un attimo. Mamma mia, me l'ho slitto come un porco. Qualche punto lo devo fare, ho tanti punti di vantaggio, mi sembra una cinquantina sul secondo, però voglio rimontare. Bravo, questa mi è piaciuta molto, questa è stata una bella mossa. Fastest di Nico. Primo giro andato, ne restano 25 laps remaining, in un inglese perfetto. In zona punti. Yes. Siamo entrati in zona punti, mamma mia. Ok, non ho rotto niente, per fortuna. Faccio fatica a tenerla, prendo la scia. Yes. Comunque è previsto sole, c'è sole nuvoloso, quindi forse finiremo la gara con le asciutte, forse, però perché sta piovendo tanto. L'intermedia penso di sì. Però le asciutte, cioè le asciutte staremo a vedere. No! Ma niente, non la tengo proprio, Mamma mia. Che dura ragazzi, le dura. Tempesta perfetta Silverstone. Ai. Non sto andando male, non sto andando, con la pioggia qualche chance in più c'è. Qui pietra argentata, dai. Poi c'è una Williams che fa la tappa e la cosa mi gasa. Abbiamo Hamilton che è settimo, mamma mia. Il ciclo Mercedes è sempre finito, Giro veloce di veneziano. Sull'asciutto qua faccio cagare, sotto la pioggia sono un altro paio di maniche. Sì, veramente. Speriamo si mantenga così. Speriamo mantenga le gomme, cioè da non mettere le asciutte, le gomme d'asciutto.
calcio. Però grande rimonta, finora grande rimonta. Quest'anno veramente un anno per adesso strepito. Stai zitto, Kuma, stai zitto. Mamma mia quanto ho rischiato. E adesso me lo batto. Sei a 4 posizioni di distanza da Sebastian. Ok. Quindi è secondo? Sì. Sto rischiando parecchio, però stiamo guidando bene per il momento. Qua la rischio, qua sto è un gran sorpasso, signore. Questo è un gran sorpasso. Buono. E perfetto. Ok, quarto giro completato. Qua vado un po' lungo, sì, qua vado molto lungo, non un po' lungo. Piove leggermente meno forse. Che sofferenze, Beppe. I primi se ne stanno andando, però i primi tre. Però remontata dalle leggendarie. Devo stare attento col carburante. No, ma va a cagare, ho sbagliato. No, non è vero. Il temporale sta passando. Fra circa 2 minuti resterà solo una pioggia leggera. Ok. Mi sono distratto però, cazzo. Non va bene, no good, no good. Il temporale passerà tra 2 minuti. Il circuito è sicuramente migliorato rispetto a pochi minuti fa. Se si riuscisse a spostare ancora un po' d'acqua potremmo passare alle gomme. E ce ne vuole ancora, che cazzo dici, coglionazzo? Prima di mettere intermedi ce ne vuole ancora un po'. Ok. Siamo ai box, ragazzi, dobbiamo passare alle gomme intermedie. Vediamo dove finiamo. Siamo al 10° giro. Beh, spero quarti. Così non perdiamo posizioni, ma la vedo dura. No, non finiamo quarti purtroppo. No good. Abbiamo un'ultima sosta nella nostra strategia. Ultima sosta per oggi. Vabbè. Che come cazzo mi fa uscire sto porco 2? No vabbè, c'è una parola. Portando i box qualche giro dopo è andata male. Vabbè. Questo è il calcio, questa è la Formula 1. A volte rischiare paga, a volte no. Vediamo di recuperare un tracciato che non amo, ragazzi, lo sapete. Sì, lo so. Passa la Michelle 2 al più presto. Ecco, le gomme più fresche però. Ho preso un brutto distacco delle prime. Attenzione, bandiera gialla. Hülkenberg fuori. Hülkenberg fuori. Safety car in pista. Safety car in pista. Ma stavo guardando se era uno. Non era uno davanti a me. Safety, se bastava un giro prima. Pazzesco.
Incredibile. Che sfiga. Oh. Sfiga incalcolabile. Porca miseria, vabbè. Ci ribecchiamo quando la safety car è pronta a rientrare. Dai ragazzuoli, vediamo di fare una bella rimonta ancora. Di solito la safety car mi dà sempre una mano a me. Vai. Bandiera verde. E adesso me li pappo. Ecco, anche le gomme più nuove rispetto agli avversari, è una botta di culo. Safety car, sto anno sembra l'anno magico proprio. Sembra l'anno magique, perché Paris is magique e il Cume is magique. Occhio. Avevo perso tanto col pit stop e adesso li ho tutti qua davanti. E ho le gomme messe meglio. Il distacco dalla vettura che ti precede è 0. Vettel è secondo comunque. Vai, perfetto. Non è che siamo vicinissimi a Gigi Hamilton. A Gigione. Ci prova, la rischia e la fa, lo fa. Deve rimanere bagnato però, cazzo. Brutto errore, Hamilton torna davanti. Qua ho sbagliato io. Ho cannato in pieno. Mancano ancora tanti giri ragazzuoli, è dura, è molto dura. Sei a 4 posizioni di distanza da Sebastian. Attenzione ancora il Cume, stavolta Gigi se lo supera e stavolta è chiuso la porta e vaffancuore Gigi, Altro giro andato. Per il prossimo stint monterai gomme intermedie. Ah, i coglioni. Mica adesso va dei box. Abbiamo massa a portata. Previsioni del tempo. Purtroppo non abbiamo quei dati. Ah, va a cagare. Dai, che stiamo girando, si vede che abbiamo le gomme migliori, abbiamo 4 giri di gomme più fresche rispetto a loro. E la cosa mi gasa. La safety car mi ha dato una mano clamorosa. Siamo contro Pippo, la curva Cops, ex curva 1. Gran sorpasso alla Cops. La squadra anticrimine Cops. Sono al 27%, sono ancora messe benissimo, la cosa mi gasa. La cosa mi fa godere molto. A quanto pare tra poco la pista si asciugherà. Sta smettendo di piovere. Adesso me lo dici, te l'ho chiesto 10 secondi fa e mi hai detto che non lo sapevi, pirla. Il distacco dalla prima è E c'è il fastest, incredibile. Stiamo dando tutto. Stiamo dando tutto. Dopo che era andata male col pit stop con un ritmo negativo, la safety car mi ha ribaltato tutto, cazzo. E godo come un leprotto adesso.
Però la pista si può asciugare, sono dolori. Si asciuga sono cazzo. Un buon ritmo con la pioggia, negativo con l'asciutto, infatti 20° in griglia. Ma il cume è a caccia. Il cume è a caccia. Un solo ritiro Nicolino Hülkenberg. Adesso abbiamo Button da superare. Vediamo cosa riusciamo a combinare. No, mamma mia. Oh my god. Ma che errore ha fatto Vettel? È andato ai box 2 volte perché ha messo prima le intermedie nuove e subito dopo le hard. Vettel ha perso ogni chance di podio. Coglione biblico, signori, il biblico. Adesso vediamo dove finiamo noi. Ok, finiamo tutti con le hard. Ci supera Rosberg, vediamo gli altri. Vediamo chi ha fatto lo stesso errore di Vettel. Sicuramente no Alonso. E sicuramente non Bottas. Siamo quarti, qui sesti siamo. Attenzione alle gomme, adesso devi finire la gara con il treno attuale. Ancora che mi fa uscire così. Tutti hanno messo le hard, non ho voluto rischiare. E adesso vediamo cosa combiniamo. Siamo sesti con Verstappen però che hanno detto che ha problemi, che sta rallentando, infatti ce lo prendiamo subito. Eccolo qua il nostro Verstappino. Che gara signori. E sono stato anche primo 2 volte ma purtroppo. Sì, ha problemissimi Verstappen. Non voglio rischiare su scolasciutto, sarà quasi impossibile andarli a prendere. Le mie gomme hanno solo un giro in meno. Vediamo, che non si sa mai. È una gara talmente pazza. Andiamo a prendere Max, il Conte Max. Lungo. Massa fuori dalla gara. Ritiro di Pippo. No, virtual di merda. Virtual safety care. Porca puttana, dai. Dai, cazzo, che palle. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Dai. Che palle. Niente. Il regime di virtual safety car sta per terminare, bandiera verde in arrivo. Mantieni positivo il delta fino alla bandiera verde. Ok. Mamma mia ragazzi. Ce lo pigliamo Verstappen. Sì. Ciao Max. E adesso però sarà quasi impossibile prendere gli altri. Ahimè. Però dal 20° posto va anche bene quinto, per carità di Dio. Il podio mi sembra difficile. Il podio mi sembra cosa utopistica, utopica, basta, non so più che cazzo dire fioi. Sto solo che è utopia pura purtroppo portare a casa il podio, salvo un miracolo. Davvero difficile. Come la previsione sull'asciutto, una delusione, non recupero niente, ho perso da tutti. Meno male che Vettel
Mi è arrivato sotto proprio l'ultimo giro. Tengo la quinta posizione, ma se pioveva era diverso, ragazzi. Se continuava a piovere. Vettel sesto alla fine. Ha vinto Nicolino, Alonso e Bottas di culos. Siamo a più 59 su Hamilton, però fuga devastante. Nella costruttori solo invece più 38. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!